Cola, Giacopuzzi, Progetto Nord-Est. Sì, anch'io sento tante proposte, tante idee, iniziative, ma cari amici, quando ci andiamo a scontrare con quelli che sono le coperture finanziarie, e per dirlo ai veneti, quando manca i SCEI, perché oggi anche le amministrazioni, come le famiglie dico io, hanno veramente ormai raschiato il barile e siamo quasi al collasso. Secondo me mancano le coperture persino per fare le ordinarie manutenzioni delle nostre infrastrutture, parlo di ponti, i ponti di Verona, parlo delle nostre scuole. E allora dove vogliamo andare? Possiamo stare qua a discutere 10 anni di quello che sarebbe, di quello che si potrebbe, di quello che vorremmo. Dobbiamo, cari cittadini, arrivare all'autodeterminazione di questa città e di questo popolo, il Veneto, e questo lo si potrà fare tramite un ricorso alla Corte di diritto europea e non tramite Roma, come tanti altri movimenti vogliono cercare di dirvi e di fare che otterranno. È un diritto quello che abbiamo, che va riconosciuto a livello internazionale. Dopodiché, dopo aver avuto l'autodeterminazione, torniamo ad auto-amministrarci come abbiamo fatto per più di 1000 anni, ritorniamo alle nostre municipalità, alle nostre comunità, dove l'amministrazione è verso il basso e verso i cittadini, controlliamo le nostre leggi, controlliamo le nostre risorse e vedrete che miglioreremo sicuramente il nostro futuro. Grazie. Marcello